Il nostro viaggio all'interno della terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello di Treviso tra i malati Covid, il racconto di medici e infermieri, tanto dolore ogni giorno, ma non molliamo. Il risveglio di Bruno Osto, 69 anni dalla sedazione, le sue parole tra le lacrime: sono ancora qui grazie ai miei angeli custodi con il camice bianco. 100 vittime in 24 ore, quella di oggi è stata la giornata con la più alta mortalità finora registrata in Veneto, ma anche con qualche segnale positivo dagli ospedali. Dopo la vicepresidente della regione, risultati positivi anche gli assessori Federico Canera e Francesco Calzavara, la giunta regionale al lavoro da remoto. È il Parco Hotel Villa Fiorita di Monastir, il Covid hotel individuato dalla regione per la Marca. Se ce ne sarà bisogno potrebbe ospitare i pazienti in fase di guarigione che non possono fare rientro a casa. Non rispettava le misure anti-Covid, chiuso un centro massaggi a Conegliano, il blitz di commissariato, polizia locale e ULSS 2. Interventi economici a sostegno di tutto quel mondo sportivo che sta sotto la Serie A di calcio, dal basket alla pallavolo di vertice, ma anche la Serie C di calcio, l'annuncio del ministro Patuanelli. Treviso, parcheggio Cantarane, è andata a buon fine la rivisitazione del progetto del parco multipiano fortemente voluta dall'amministrazione Conte, oggi la formalizzazione in giunta. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano l'emergenza Covid e allora diamo subito uno sguardo al bollettino giunto poco fa con i dati sui positivi e i nuovi ricoveri in Veneto. Rispetto a questa mattina si registrano in tutta la regione 995 nuovi casi positivi al coronavirus. Complessivamente nelle ultime 24 ore sono 2.994 i nuovi positivi. Per quanto riguarda la Marca trevigiana, rispetto a questa mattina si registrano 178 nuove positività, ma nelle 24 ore sono 384 i nuovi positivi. Per quanto riguarda invece i ricoverati, in Veneto hanno 2.166 pazienti ricoverati in queste ore nelle aree non critiche del Veneto, 287 invece nelle terapie intensive del Veneto. E siamo entrati in esclusiva nel reparto di anestesia e rianimazione del Cafoncello di Treviso, dove ci sono circa una ventina i pazienti che stanno lottando contro il Covid. Ad accompagnarci in questo viaggio il primario Antonio Farnia. Lui e i suoi collaboratori sono in prima linea contro il virus. È faticoso, ma non molliamo, raccontano ai nostri microfoni. Sembra un rito quello della vestizione, ma è la prima arma per non infettare e non infettarsi. Per questo il primario di anestesia del Cafoncello, Antonio Farnia, chiede e usa la massima cautela. È lui a tenere le redini di un reparto sempre citato nella cronaca, cartina di tornasole dell'emergenza da Covid, eppure spesso inaccessibile. Bene, entriamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questo è un salone che contiene 7 pazienti. Buongiorno, salve. E basta entrare da questa porta per capire che dietro ogni numero dei bollettini quotidiani ci sono un volto e una storia. È qui che la statistica diventa vita, tante vite quasi sempre in bilico. Solo in questo reparto ci sono una ventina di pazienti. La fatica del respiro, ma soprattutto la posizione prona dei corpi inermi raccontano più di ogni dibattito il virus e i suoi effetti. A volte stanno in questa posizione anche per più di 24 ore se le condizioni di ossigenazione lo richiedono. 61 anni questo signore. Sì, stesse condizioni, anche lei. No, lei va meglio, 50% di ossigeno per avere 97 di saturazione, quindi qua siamo molto soddisfatti e speranzosi. Più difficile la situazione di questo sessantenne di Montebelluna. È un paziente in difficoltà, però paziente grande, robusto, sovrappeso, come spesso sono i nostri pazienti.
Giovanni è uno dei pochi pazienti coscienti. L'infermiera lo aiuta a sgranchirsi le gambe, ogni piccolo movimento è un grande miracolo di cura. Sta un po' meglio, è un paziente splendido, una bella persona, stavamo parlando della sua famiglia. È una bella persona, è un onore riabilitare Giovanni. Quest'uomo invece ha soli 56 anni e le sue speranze di vita sono flebili. 4 di saturazione che è quasi incompatibile con la vita, però lui entrava con una grave patologia precedente che comunque non gli avrebbe permesso una lunga sopravvivenza. Tutti combattono lontano dalle famiglie e dai loro cari, una responsabilità infinita per gli operatori sanitari chiamati a una supplenza che lascia segni sull'anima. Dura emotivamente. Fisicamente uno anche ce la fa, ma emotivamente è molto dura. Ci si sente a volte al posto sbagliato e si portano via dei momenti importanti, intimi alla famiglia. Negare questi numeri significa escludere l'esistenza di tante vite che lottano. Il messaggio ai negazionisti è una lama. Che è tutto vero e che auguro a tutti quanti di non vivere quello che stiamo vivendo noi in questo momento. Perché sono cose che non si dimenticano e che non si vorrebbero mai vedere. E poi c'è Bruno Osto che racconta la sua lotta contro il Covid da un letto proprio della terapia intensiva del Cafoncello, residente a Campo San Piero ma ricoverato a Treviso. Dopo giorni difficili Bruno, 69 anni, è stato risvegliato, travolto dalla gioia degli operatori. Grazie, dice ai nostri microfoni. Avevo il saturimetro a casa, ho visto che andavo da 96-97, sono andato a 67 e alle 6 del mattino ho chiamato il 118, mi hanno detto via subito e poi il primo posto che hanno trovato è stato qua. Comincia da qui la lunga lotta di Bruno contro il virus. 69 anni di Campo San Piero, Bruno è stato infermiere all'ospedale, anche per questo ha vissuto con lucidità ogni fase del suo calvario e sa benissimo quanto grande è stato il pericolo scampato e quali sono i suoi eroi, tutti qui nel reparto di anestesia del Cafoncello. Appena arrivato quando che mi hanno intubato a Campo San Piero ho visto un po' una fase critica. Poi qui ho trovato gli angeli custodi che non so come ringraziare. Adesso si sente meglio e vede speranza. Sì, adesso sto aspettando di mettere in bocca qualcosa, di vedere. Adesso che il peggio sembra alle spalle, Bruno ripercorre con la mente le sequenze che hanno portato al contagio. Facevo volontariato agli anziani e andando su una famiglia a fare una puntura, non so, forse c'era la figlia che l'ha portata e l'ho presa anch'io. Bisogna avere tanta precauzione, stare attenti. Attorno a Bruno c'è un reparto che sorride, la battaglia più dura è stata vinta, ma il percorso è ancora lungo. A casa lo aspettano i familiari e i colleghi di una vita. Abito su un quartiere di medici e infermieri, sono tutti lì che mi aspettano. In bocca al lupo. Grazie a voi. Veniamo al punto stampa oggi del governatore Zaia in una giornata che ha registrato il più alto tasso di mortalità dell'ultimo periodo. Una giornata dai due volti rappresentati in questi cartelli. Da un lato il dato sui ricoverati in area non critica che per la prima volta da molte settimane registra un segno negativo, dall'altro il numero dei decessi, 100 nelle ultime 24 ore, il giorno con la più alta mortalità. E proprio su questo fronte circa l'80% delle vittime aveva più di 70 anni. Per quanto riguarda la tenuta degli ospedali, la pressione continua ad essere forte con quasi 2.400 pazienti, ma al momento difficile dire se il picco sia già stato raggiunto. Io non so dirvi se abbiamo raggiunto l'apice
come previsto, però è pur vero che degli indicatori, anche se timidissimi, anche a livello nazionale ci sono. L'assetto ospedaliero veneto è comunque pronto a subire un'eventuale onda d'urto. Per questa seconda ondata la Regione Veneto ha predisposto 6.000 letti in area non critica, oltre 1.500 nelle strutture intermedie e altri 740 nei 5 ospedali dismessi e recuperati. A questi andranno ad aggiungersi, su indicazione del commissario Arcuri, anche i Covid Hotel, che in caso di necessità potranno ospitare pazienti in fase di guarigione che non hanno più bisogno di assistenza sanitaria, ma che per vari motivi non possono ancora far rientro a casa. Abbiamo molti casi, anziani positivi, con coniuge negativo, e allora in questo caso invece di tenere ospedalizzato questo signore o questa signora andranno al Covid Hotel. Potrebbero essere riservati anche dei posti a dipendenti ospedalieri. C'è chi dice io voglio mettere in sicurezza la mia famiglia, c'è anche c'è un minimo di posti anche dedicato per queste emergenze. Alle ULSS il compito di individuare le strutture più idonee. Sono state individuate circa una ventina di strutture. Ci veniva chiesta una per provincia. La lista dovrà ora essere scremata dalle ULSS, con le quali si dovrà anche discutere la parte economica. Stiamo ragionando appunto per eventualmente individuare le modalità di ristoro, di individuazione di tariffe e di quant'altro. Il governo dovrebbe pagare. Intanto stamane si è riunita la conferenza delle regioni, sul tavolo la questione dei 21 parametri determinanti nell'assegnazione delle fasce di rischio regionali, inseriti, ricorda Zaia, in un provvedimento del 30 aprile scorso. Quei parametri nascevano come un elemento di benchmark, no? Di barra di controllo. Uno dice guardo come sono messo in base ai parametri. Adesso è diventato un elemento di giudizio. Dalle regioni una serie di richieste al governo. Di fare, come si può dire, fare più sintesi e non avere tutti questi parametri, questi 21 parametri. Si chiede di rafforzare il tema del confronto preventivo, cioè della serie non mi puoi dire venerdì che sabato sono in zona rossa. E a proposito di Covid Hotel, la struttura trevigiana che ha dato la sua disponibilità ad accogliere pazienti positivi o appena negativizzati è il Parco Hotel Villa Fiorita di Monastiere. Intanto a Castelfranco è entrato in funzione il nuovo punto tamponi. Villa Fiorita Monastier è questa l'unica struttura della Marca trevigiana presente nella lista stilata dalla Regione dei 16 alberghi che in Veneto hanno dato disponibilità a trasformarsi in Covid Hotel, ad accogliere quindi pazienti positivi al Covid o appena negativizzati e non in grado ancora di rientrare a casa. Come per le altre strutture non è certo che questi spazi serviranno, ma le disposizioni del commissario straordinario per l'emergenza Arcuri sono chiare: va individuato un potenziale Covid Hotel per ogni provincia e nella Marca si tratta della struttura diretta dal presidente provinciale di Federalberghi Giovanni Cher. Benazzi a Castelfranco Veneto oggi invece per l'entrata in funzione nel parcheggio della discoteca Melody del nuovo punto tamponi. L'area della Castellana era quella più compressa, con Altivole che faceva numeri 1600-1500 tamponi al giorno, grazie alla collaborazione dell'esercito che ovviamente devo continuare a ringraziare per la disponibilità assoluta che hanno dato. Siamo riusciti ad aprire un ulteriore punto che va dalle 8 di mattina alle 14. Su indicazioni anche della Regione poi lo sposteremo alle ore 19 in modo tale da poter coprire tutte le esigenze della popolazione. Questo qua è stato aperto con molta emergenza perché appunto c'è bisogno di fare più tamponi, c'è bisogno più di avere maggiori riscontri, quindi cercare di avere più rintracci possibili per cercare di migliorare la situazione. Anche nella Marca ci si avvicina al picco dei contagi. Il 20 diciamo è il picco, poi andremo a scollinare, comunque fino al 20 purtroppo continueremo a avere ricoveri in ospedale. Si allunga la lista di assessori regionali colpiti dal Covid, dopo la vicepresidente e assessore ai trasporti Elisa De Berti, anche Federico Caner, trevigiano, assessore al turismo, risultato positivo al coronavirus ma fa sapere di star bene. E sempre oggi con un post su Facebook ha comunicato la sua positività anche l'assessore al bilancio Francesco Calzavara, che scrive: al momento non ho particolari disturbi se non un leggero mal di testa e ogni tanto qualche linea di febbre. Adesso è importante che se qualcuno ha avuto contatti con me per più di 15 minuti negli ultimi giorni, nel dubbio vada a farsi un tampone rapido. E ieri il presidente Zaia insieme al dottor Rigoli ha presentato i nuovi test Fai da te, la cui sperimentazione partirà per la prima volta proprio in Veneto, e su questo verte il sondaggio che vi presentiamo questa sera. Fai da
test fai da te, ci credete? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 1626 691, se la risposta invece è no, il numero da fare è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita ed è sufficiente fare uno squillo perché venga registrata la vostra risposta. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in diretta su Antenna 3 a partire dalle 21:15. La cronaca legata però all'emergenza coronavirus non rispettava le misure anti-Covid, chiuso un centro massaggi a Conegliano. Il blitz di commissariato Polizia Locale e ULS 2, da quanto accertato l'attività non era dotata né di mascherine né di grembiuli monouso e non era in grado di favorire adeguatamente il ricambio d'aria. Nell'esercizio non era stato predisposto il registro delle presenze degli ultimi 14 giorni e la titolare, una 44enne cittadina cinese, è stata sanzionata con la sospensione per 5 giorni e la segnalazione alla prefettura per l'applicazione accessoria della chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. Tragedia in centro a Treviso. Nel tardo pomeriggio di oggi un'anziana si sarebbe gettata dalla finestra della sua abitazione in una palazzina in piazza Giustinian Recanati. Sul posto sono giunti subito gli uomini del soccorso, carabinieri e i vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le motivazioni che avrebbero portato la donna a gettarsi dalla finestra. Un automobilista è stato derubato mentre stava per partire con la sua auto da un ladro che poi è scappato, inseguito a piedi dalla figlia della vittima, è stato poi arrestato dai carabinieri. Probabilmente pensava di rubare l'incasso della giornata. Il ladro, che si è intrufolato nella macchina di un commerciante di Musile di Piave di 54 anni, in un attimo ha afferrato un sacchetto di carta ed è scappato. È accaduto ieri sera a Oderzo, in via Postumia di Camino, ma il malvivente non aveva fatto i conti con la figlia della vittima, che senza pensarci un attimo si è messa all'inseguimento assieme ad un suo amico. L'uomo, 52 anni, trevigiano, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, correndo ha gettato via un pugnale con una lama di 15 centimetri. Braccato dalla donna 26enne e dall'amico di quest'ultima, è stato bloccato fino all'arrivo dei carabinieri di Motta di Livenza. Il ladro, che fra l'altro aveva rubato il sacchetto con all'interno effetti personali dell'automobilista, è stato arrestato in flagranza di reato. Il coltello è stato invece recuperato dai militari dell'Arma. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso la Camera di Sicurezza in attesa dell'udienza di convalida del fermo prevista per domani come disposto dall'autorità giudiziaria. Il 52enne dovrà rispondere di diversi reati: furto aggravato, porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta con il flash mob della rete degli studenti medi per attirare l'attenzione sulla situazione degli studenti delle superiori costretti alla didattica a distanza. Ci sentiamo dimenticati, dicono, e chiedono di ripensare la DAD. Oggi siamo qui per fare un'ora di didattica a distanza fuori dalla scuola, proprio per rappresentare il fatto che siamo stati lasciati indietro di nuovo e che noi a scuola vogliamo tornarci e tornarci in sicurezza, come è giusto che sia. Nella giornata internazionale degli studenti, flash mob dei ragazzi della rete Studenti Medi di Treviso davanti al liceo Canova, Besta e Riccati. Un'ora di didattica fuori dalla porta delle scuole in cui per ora non possono stare. È da marzo che si sapeva che c'erano delle difficoltà per riprendere la didattica e non è stato fatto nulla, e un'altra volta, dopo un mese dall'inizio della scuola neanche, siamo stati costretti a tornare in casa con una didattica a distanza che non è ancora stata regolamentata a dovere. Rientrare in classe, magari in piccoli gruppi, rivedere la didattica a distanza sfruttandone tutte le potenzialità. Riuscendo a integrare nel modo giusto la didattica a distanza, cercando un punto di accordo tra professori e studenti, siamo sicuri che si possa trovare una soluzione. Ed è per questo che abbiamo lanciato per nostra iniziativa la Carta dei diritti degli studenti e delle studentesse in didattica a distanza, proprio per dire la nostra e per cercare di trovare un accordo con quelle che sono le scuole e i docenti. E poi gli strumenti. Molti ragazzi, non avendo avuto accesso al bonus per il computer e avendo magari a casa dei PC obsoleti, seguono le lezioni sullo smartphone, con tutte le conseguenze che ore e ore con lo sguardo fisso sul piccolo schermo possono comportare. Sì, alcuni si sono magari lamentati anche di questo, che si sono sentiti male, avevano avuto mal di testa durante le video lezioni per le troppe ore, però diciamo che i professori e tutti ci hanno detto che per ora si può fare solo questo.
Verso interventi economici a sostegno di tutto quel mondo sportivo che sta sotto la Serie A di calcio, l'annuncio del Ministro per lo Sviluppo Economico Patuanelli in diretta a Tele4. Io credo che debbono essere strumenti finanziari di supporto economico, perché è chiaro che per una squadra di basket che basa prevalentemente la sua sussistenza sullo sbigliettamento, sapere che per ancora molto tempo non avrà nessun tipo di entrata dalla presenza. Quindi una sorta di ristori per il mancato incasso, tra virgolette? Io credo che si debba andare in quella direzione con le difficoltà, perché poi i mondi economici in difficoltà sono tanti, ma non possiamo dimenticarci che esiste certamente la Serie A del calcio, che però è un mondo a parte, ma c'è tutta una parte di sport cosiddetti minori, che minori non sono, come il basket, dove il professionismo ha comunque dei livelli di spesa che sono abbastanza alti. Potrebbero essere messi in campo dei ristori ad hoc per i mancati incassi io della credo Serie A che di non basket. sia alternativa, perché non abbiamo una prospettiva di breve termine di ripresa delle attività con lo spettacolo, con le persone presenti. Quindi... Siccome la C1 di calcio insieme alla pallavolo e il basket più o meno viaggiano allo stesso livello dal punto di vista della spesa economica, del monte stimato eccetera, avevano fatto delle richieste tra l'altro assieme, potrebbe essere un discorso che vale anche per loro? Beh, probabilmente sì. Aeroporto di Treviso, ieri il ministro all'ambiente Costa durante la trasmissione Ring ha detto: se arriva l'ok della commissione VIA non ci saranno ulteriori stop al master plan. Oggi la replica del sindaco di Treviso Conte. Se la Commissione di valutazione di impatto ambientale in termini tecnico-scientifici ci dà un ok a determinate condizioni di ingaggio, adesso verifichiamo nel giro di queste prossime settimane quali sono queste condizioni di ingaggio, è ovvio che io non posso entrare a gamba tesa su dei tecnici. Insomma, questa potrebbe essere la volta buona per l'aeroporto di Treviso. Il ministro Costa lascia intendere che se la risposta della Commissione di valutazione impatto ambientale sarà positiva, allora la situazione all'aeroporto di Treviso potrebbe sbloccarsi. In questo caso partirebbero i lavori di mitigazione di impatto ambientale e sistemazione della viabilità. Immediata la risposta del sindaco di Treviso Mario Conte, che lancia una frecciatina al ministro. Prendiamo atto delle dichiarazioni di Costa, del ministro, francamente non riusciamo a capire come mai per 2 volte questo ok era arrivato e per ben 2 volte è stato rispedito al mittente. Speriamo che non c'è 2 senza 3, che alla terza volta vada bene e che si possa procedere finalmente con i lavori necessari proprio per migliorare quelle condizioni e quell'impatto ambientale che il ministro Costa richiama nel suo intervento, quindi la tutela dei cittadini. Questi lavori sono fondamentali, lo ripeto, ai cittadini. Lavori fondamentali, sottolinea il sindaco, non per aumentare il numero dei voli, ma per migliorare le opere di mitigazione ambientale e soprattutto sistemare la viabilità, evidentemente problematica quando l'aeroporto è a pieno regime. Non c'è 2 senza 3, ironizza il primo cittadino. Speriamo questa sia la volta buona. Un ritardo di mesi, per non dire anni, che sta danneggiando l'intera comunità. Spero che il ministro Costa questa volta sia di parola e se tra qualche settimana arriverà l'ok da parte della Via Nazionale poi si proceda con lo sblocco del master plan. È andata a buon fine la rivisitazione del progetto del parco multipiano alla Cantarane, fortemente voluta dall'amministrazione Conte. Oggi la formalizzazione in giunta. Parcheggio Cantarane, progetto rivoluzionato. La giunta di Cassugana ha formalizzato un nuovo accordo con il privato. Niente park multipiano e soprattutto nessun obbligo di aumentare i costi della sosta. Già da 1 anno e mezzo a questa parte abbiamo cominciato a ragionare con la società aggiudicataria di questo project financing per provare a cambiare alcuni elementi fondamentali. Quali appunto di questi elementi? In prima battuta quello che ci convinceva meno di tutti, il vincolo all'aumento della tariffa. Ma ancor di più siamo riusciti ad ottenere, a fronte della non realizzazione di un silos in Città Giardino, cosa che ci lasciava decisamente perplessi anche da un punto di vista urbanistico, ma mantenendo quel parcheggio a raso pur rinnovato, ecco che quel risparmio di spesa viene sostanzialmente portato nei confronti del soggetto che ha vinto la gara a non farci mantenere quel famoso vincolo sull'aumento della tariffa, oltre al risparmio di 2,6 milioni.
Con l'ex Patrinodromo a pagamento l'urgenza sarà quella però di avere a disposizione stalli gratuiti a ridosso delle mura. Quelli persi al Cantarane potrebbero essere recuperati altrove. Non è un'ipotesi da scartare provare a vedere se si riesca ad realizzare un parcheggio in struttura all'ex Telecom nell'area limitrofa allo stadio. Un ulteriore sostegno alla sosta verrebbe infine dall'organizzazione di un sistema di navette elettriche da e per il centro. Avere dei parcheggi gratuiti in area assolutamente adiacente al PUT e avere un sistema continuo di navette elettriche che frequentano il centro storico potrà assolvere pienamente a quella carenza di gratuità che in questo momento deriva dalla mancanza del patinodromo. Apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. L'emergenza Covid sta richiedendo uno sforzo ad ogni livello istituzionale, faticosa l'attività delle forze dell'ordine e delle polizie locali con personale ridotto ai minimi termini. Non bastava l'ordinaria amministrazione, già poderosa e impegnativa. L'emergenza Covid sta mettendo a dura prova il personale della polizia locale dei comuni bellunesi. Nella sede di Via Gabelli, in città, il comandante Roberto Rossetti conferma che il problema dell'organico è pesante. Occorre un'iniziativa normativa e speriamo che attraverso l'iniziativa di ANCI si possa superare questo impasse e neutralizzando gli effetti negativi del Covid sulle entrate di bilancio, perlomeno per permettere l'assunzione di nuovo personale. Stamattina il primo cittadino neodelegato in seno all'ANCI della materia della pubblica amministrazione, personale e relazioni sindacali e con un ruolo di vertice nel comitato di settore del comparto autonomie locali ha chiesto al governo misure urgenti per rafforzare gli organici comunali nei settori più esposti. Oggi dobbiamo essere al fianco delle forze dell'ordine nella gestione di questo difficilissimo passaggio e dobbiamo ovviamente avere la possibilità di assumere polizia locale anche in deroga rispetto ai limiti che oggi abbiamo come comuni nelle assunzioni, che sono stati limiti assolutamente molto drastici. Per fronteggiare la situazione al momento si fanno i salti mortali. Ciò ha comportato quindi un duplice sforzo, da un lato verso l'attività ordinaria e dall'altro verso il controllo del rispetto dei numerosi provvedimenti emanati sia a livello centrale dallo Stato che da ultimo anche dal Presidente della Regione Veneto. I controlli sul territorio coordinati dalla Prefettura e diretti dalla Questura sono eseguiti dagli uomini delle forze dell'ordine e del personale della Polizia Locale. Salvo poche eccezioni, i cittadini si stanno comportando bene, afferma il comandante Rossetti. La cronaca: un 65enne di Belluno è stato arrestato dalla squadra mobile per detenzione di stupefacenti. Durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo sono stati ritrovati 175 grammi di hashish in ovuli e 1,6 kg di marijuana confezionata in buste sottovuoto. La droga era nascosta all'interno di 2 arnie per api. L'uomo, con precedenti specifici, dopo l'udienza di convalida è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Alla Pandolfo Alluminio di Feltre è ripreso lo sciopero. Oggi il primo di un pacchetto di 3 giorni che l'Assemblea dei lavoratori ha affidato a RSU e FIOM, che da mesi chiedono l'apertura di un confronto con la direzione aziendale su temi di carattere interno e sul contratto nazionale che riconosca il ruolo svolto dai metalmeccanici in questa difficile fase sanitaria ed economica. Dalle 10 alle 11 i lavoratori del primo turno e giornalieri sono scesi davanti ai cancelli dell'azienda. Si replicherà domani e venerdì rispettivamente con 2 e 3 ore di astensione dal lavoro. C'è la firma definitiva sulla candidatura UNESCO tra le terre asolane e il Monte Grappa. Tra i comuni interessati anche Feltre. C'è la firma definitiva sulla candidatura a riserva della biosfera UNESCO tra le terre asolane e il Monte Grappa e oggi ad Asolo sul dossier che verrà presentato la prossima primavera a Parigi. C'erano anche i rappresentanti dei comuni dell'Unione Feltrina con termine all'area. Feltre in testa con Arsiè, Alano di Piave, Fonzaso, Seren del Grappa e Quero Vas. Per il Feltrino è un grande orgoglio perché oltre ad avere già come patrimonio UNESCO la parte meridionale delle Dolomiti, adesso avremo, se tutto va bene, anche tutto il comprensorio del Grappa. Un riconoscimento fortemente voluto da più di una ventina di comuni che condividono un patrimonio di straordinario interesse storico, ambientale e culturale. Il percorso iniziato 2 anni fa rappresenta la sintesi progettuale e di rilancio turistico, artigianale e imprenditoriale non indifferente. Tutta l'area feltrina è parte di un focus sulla conservazione
ambientale anche attraverso l'azione dell'uomo, che poi il mandato delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, primo storico sigillo UNESCO della provincia di Belluno, che tagliò il traguardo nel 2009. La biosfera del Grappa è un laboratorio di idee concrete e innovative per tutte le aree inserite nel dossier. Sicuramente è di tutti i comprensori che ci girano intorno, però per noi, per il Feltrino, riveste sempre una particolare posizione, sia da un punto di vista storico, ma soprattutto in questi ultimi anni anche da un punto di vista ambientale. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Ring in diretta dalle 21:15 su Antenna 3, ospiti Manuela Lanzarini, assessore alla sanità Regione Veneto, Marco Bonet del Corriere del Veneto e poi Giovanni Zorzi del Partito Democratico, Alberto Villanova della Lega, l'imprenditore Diego Polle e poi il senatore del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Tra giovedì e venerdì è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione, ma intanto nella giornata di mercoledì 18 novembre sarà ancora l'alta pressione a prevalere. Nel dettaglio sul Veneto, la caratteristica meteorologica saliente di questa fase anticiclonica sarà la presenza di nebbie, al mattino locali foschie su Veronese, Rodigino e zone limitrofe, poi in graduale dissolvimento. Di giorno vedete tanto sole ovunque, di sera ancora locali riduzioni della visibilità sulle coste e sulle aree pedemontane. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, valori diurni sopra la media stagionale, compresi tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, anche qui ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo sarà al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove vedete non cambia lo scenario. Dalla grafica possiamo vedere che anche qui splenderà il sole, non sono attese piogge. Temperature minime di poco sopra lo zero, massime invece sui 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Il talento è scintilla, il genio fiamma.